Siamo a Londra, dove il 3 maggio 1991 è nato Carlo Acutis. Qui anche è stato battezzato nella chiesa dedicata alla Madonna Addolorata. Qui a Milano è cresciuto con la sua famiglia e subito si è manifestato un ragazzo diverso, un ragazzo semplice ma vivace, capace di godere la vita con semplicità e con molta intensità. Sapeva rendere leggero l'ambiente dove si trovava e si è diventato sempre un'ottima compagnia. Carlo amava la vita, lo sport, la musica e gli piaceva in modo particolare la tecnologia. Si è dedicato in modo autodidatta a studiare l'informatica. Molto presto però si è manifestato in Carlo una particolarità. Tutto questo suo modo di vivere con intensità e amore alla vita aveva un suo perché. Da molto presto Carlo ha scoperto l'amore di Dio, che lo appagava completamente e lo affascinava, tanto che a solo 7 anni ha chiesto di fare la prima comunione e da quando l'ha fatta non ha mancato più a questo appuntamento con Gesù. Amava dire che la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, ma la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Amava sentire la storia dei santi, soprattutto i santi giovani, ragazzi come i pastorelli di Fatima, come Sant'Arciso e tanti altri, e anche di sentire le parabole che gli venivano raccontate dalla sua tata, la signora Beata, di origine polacca. Questa apertura spirituale di Carlo ha contagiato anche i suoi genitori, che hanno pian piano iniziato a interessarsi di quelle che erano diventate le priorità nella vita di Carlo Acutis. A scuola difendeva gli amici più deboli, non poteva tollerare, ad esempio, il bullismo. Nato in una famiglia benestante, Carlo comunque è rimasto sempre sobrio e molto semplice. Racconta alla madre che ogni volta che doveva comprare le cose per Carlo doveva litigare perché per lui bastavano già le cose che aveva. Aveva terrore del superfluo. Diceva: perché devo averne 2 paia di scarpe se mi basta un paio? E con le sue riserve, con le sue economie, comprava panini, sacco a pelo per i poveri di Milano. E tante volte ha portato anche delle offerte per la mensa dei poveri, tenuta dai cappuccini di Milano. Ma c'è di più. L'amicizia di Carlo con i poveri non era così casuale. Li conosceva per nome, li guardava negli occhi. Tanto è vero che nel giorno del suo funerale tanti poveri barboni si sono presentati e andavano a fare le condoglianze ai genitori che gli dicevano: ma io non ti ho mai visto. Ma Carlo li vedeva e come, e per questo si autopresentavano come amici di Carlo Acutis. Uno dei luoghi che amava con grandi predilezioni era Assisi. Diceva che era la città in cui si sentiva più felice e tutte le estate veniva in questa città. La città di Francesco e Chiara. Ma Assisi era affascinante per Carlo oltre a Francesco e Chiara, per i verdi, per la natura. Qui si sentiva a casa. La storia di Francesco gli affascinava, soprattutto per la sua radicalità in Dio, per la sua capacità di liberarsi da ogni condizionamento umano e familiare, per vivere l'originalità che aveva ricevuto di Dio. Infatti Carlo dopo conierà questa famosa frase: tutti nascono originali, ma tanti muoiono da fotocopia. Oltre al profondo amore per Gesù nell'Eucaristia, un altro punto di contatto con San Francesco era quello che amava dire Carlo: non io, ma Dio. E se vogliamo conoscere la grandezza di una persona, della sua vita, dobbiamo osservare anche com'è il suo rapporto con sorella morte corporale.
Carlo dimostrerà lo spessore della sua personalità quando a solo 15 anni dovrà affrontare la sua terribile malattia, una leucemia fulminante. I personali dell'ospedale lo ricordano come un giovane che non si è mai lamentato della sua situazione. Sentiva atroci dolori, ma ogni volta che si chiedeva «Come stai, Carlo?», la risposta era sempre la stessa: «Sto bene». Una volta quando l'infermiera ha detto «Come stai bene, Carlo? Ti devo dare la morfina per placare i dolori». E tu mi rispondi «Sto bene», Carlo li guarderà e risponderà «C'è chi sta peggio di me». Lui aveva dato un senso profondo a quel momento tragico della sua esistenza, perché aveva sentito che quando si offrono dolori, difficoltà e sacrifici per la Chiesa e per il Papa, non si fa il purgatorio, ma si va dritto in paradiso. E lui, con una santa furbizia, ha offerto tutto alla Chiesa e al Papa. Aveva detto alla madre: «Da qui non esco vivo». Sapeva di morire, ma quando gli è venuto chiesto «Ma ti dispiace, Carlo, di partire così presto?», la sua risposta ha sorpreso tutti. Carlo ha detto che non gli dispiaceva morire così perché non aveva sciupato nemmeno un minuto della sua vita facendo cose che non piacciono a Dio. Perché per Carlo fare quello che piace a Dio corrisponde a fare quello che rende la vita piena di senso e di felicità. Un ragazzo di solo 15 anni che non si spaventa davanti alla sofferenza e davanti alla morte ha tanto da dire a tutti noi. E la provvidenza ha voluto che Carlo Acutis fosse sepolto proprio qui, ad Assisi, in una chiesa dedicata alla Vergine Maria, che lui tanto amava, luogo che custodisce la memoria della spoliazione di San Francesco, che ha abbandonato tutto per iniziare una vita nuova in Cristo. Ogni giorno vivo l'Eucarestia come un costante dialogo con Gesù, una speranza autentica. L'Eucarestia è la mia autostrada per il cielo.